Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora vorrei leggervi i nomi di 8 stati ultrasionisti, chiaramente, storicamente da sempre alleati acefali della causa colonialista e genocida israeliana, chiaramente nemico delle comunità musulmane e delle ragioni del popolo palestinese. Questi 8 reietti, evidentemente sul libro paga di Netanyahu e dei coloni israeliani, sono Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto. Ebbene sì, ci tocca, come dire queste bestialità, provare a esordire con dell'ironia tragica, perché veramente il mainstream nostrano a proposito di Gaza ormai è un sottosopra continuo, un capovolgimento del senso sistematico, è una falsificazione bella e buona. Perché il piano di pace presentato da Trump insieme a Netanyahu, mentre i giornaloni e i talk a reti unificate nostrani lo irridono, lo sminuiscono, lo stroncano. Ieri sera, se facevate zapping tra un canale e l'altro, era tutto un stroncare senza appello un piano di pace che era chiaramente solo negli interessi, diciamo, di Netanyahu e delle compagnie immobiliari americane, mentre noi ci balocchiamo con queste puttanate. Questi 8 stati arabi musulmani hanno espresso chiaro sostegno al piano di pace e stanno premendo da 24 ore su Hamas perché accetti. Cioè li riepiloghiamo: Arabia Saudita, il paese che custodisce i luoghi sacri dell'Islam, dove vige la Sharia. La Giordania, un paese sicuramente molto più laico per i nostri standard, ma un paese di fatto musulmano, e anche solo per continuità geografica non certo insensibile alla causa palestinese. Gli Emirati Arabi Uniti, altra monarchia sunnita del Golfo. L'Indonesia, il paese musulmano che ha il numero maggiore di popolazione al mondo. Il Pakistan, un paese, come dire, che al proprio interno ha addirittura sacche di integralismo musulmano abbastanza pronunciate, diciamo. La Turchia del sultano Erdogan, che fosse il principale nemico pubblico di Israele tra i capi di Stato, quello che ha paragonato più volte, in modo delirante e offensivo a nostro giudizio, Netanyahu a Hitler, quello che ha ventilato più volte di voler fermare lo Stato di Israele, il cosiddetto genocidio. La Turchia di Erdogan sta appoggiando questo piano. Il Qatar, cioè quell'emirato dove storicamente si rifugiavano e si rifugiano i capi di Hamas, tra l'altro dagli hotel qatarioti, mentre sorseggiano i loro drink, dicono che gli serve il sangue dei bambini palestinesi, ma questa cosa non ha mai turbato molto le anime belle. Comunque il Qatar, che ospita storicamente i leader di Hamas, che è, come dire, segreto di Pulcinella, uno dei principali finanziatori di Hamas, che pratica sistematicamente il doppio gioco, per cui ospita basi americane, un rapporto privilegiato con Washington, ma un rapporto privilegiato anche con i terroristi di Hamas, approva questo piano. L'Egitto, diciamo, storicamente non si può definire esattamente un paese amico di Israele, con cui ha trovato poi nei decenni una quadra, figlia anche di guerre di aggressione da parte dell'Egitto perse, ma insomma non una propaggine di Tel Aviv. Allora, questi 8 stati nel mondo, fuori dal mainstream della bolla dei talk e degli opinionisti seri e seriosi italici, nel mondo questi 8 stati, la crème delle nazioni arabe e musulmane, ha dichiaratamente appoggiato il piano di pace di Trump, con un comunicato congiunto, dicendo: i nostri ministri degli esteri accolgono con favore l'annuncio di Trump sulla proposta di porre fine alla guerra, ricostruire Gaza, impedire lo sfollamento del popolo palestinese e promuovere una pace.
nonché il suo annuncio che non consentirà l'annessione della Cisgiordania. Allora, il piano è questo. Il piano prevede, ovviamente ci mancherebbe, la smilitarizzazione e la cancellazione di Hamas come entità terrorista, prevede non solo garanzie per il popolo palestinese, ma un futuro di prosperità per il popolo palestinese, la cui causa impediente è sempre Hamas. 8 stati arabi e musulmani del peso geopolitico di cui sopra lo appoggiano espressamente. Mentre nel mondo accade questo, in Italia siamo appesi alla flottiglia, che ormai più fonti, per cui l'esercito israeliano dicono essere finanziata o riconducibile alla galassia di Hamas, ma a parte questo, sulla flottiglia che sta tentando di violare un blocco navale contro lo Stato che ha accettato la pace di Trump in nome di un cosiddetto pacifismo ideologico che viene celebrato solo in Italia. Nel mondo questi 8 stati, che sfido chiunque a dire siano vicini a Israele, sostengono il piano di pace Trump-Netanyahu. Allora, per favore, teniamo gli occhi aperti nel mondo e non riduciamo l'Italia a una propaggine della flottiglia, a cui auguriamo le migliori fortune e reiteriamo l'appello a non fare incoscienze. Nel mondo questi 8 stati sono per il piano di pace. Direi che come dire, nessun commento può rendere più l'idea di quanto questo piano di pace sia un'occasione storica da cogliere al volo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio